Si può aprire questo scandalo, Patrizia? Si facciamo vedere che ci sta dentro. Tanto leggiamo la motivazione. Aiuto. Sì, grazie. A Luca Napolitano, perché sappia con la sua musica contribuire a costruire un mondo più grande e incentrato sull'amore vicendevole. Questo è il libretto che hanno lasciato la vicina da Santi Principe e adesso vediamo che cosa c'è qui dentro. C'è una statuina africana, viene dall'Africa, è un gesto di solidarietà, una persona che aiuta, abbraccia e l'aiuta anche a rialzarsi. Speriamo che la tua musica serva anche a questo. Io ho saputo che le tue canzoni sono servite anche a questo, però non mi sbilancia. Sì, in realtà c'è stata la mia prima canzone che è stata Vai, che è quella che mi ricordo ancora la frase di Zerbi che disse sarà la prima canzone dell'album che faremo, e da lì poi hanno preso una frase Lavis, quindi che ricordo che è l'associazione di donazione di sangue a livello nazionale e mondiale, e quindi da lì hanno estrapolato una frase della canzone, del brano, e ne hanno fatto uno slogan che non c'è altra via d'uscita, sai di essere importante, vai. Quindi questo sembra così. Sono felice che abbiamo preso una frase del mio pezzo. E anche questo serve, non te lo dimenticare. Serve solo la musica, in realtà io sono solo uno strumento. Ma visto prima cosa è stato detto, non è la poesia che cambia il mondo, ma sono i poeti, quindi sono gli uomini, non è la canzone che sta per ma chi la interpreta, cioè Luca Napolitano. Grazie a tutti. Grazie per tutto. Grazie. Questi sono i nostri album, le immagini. Dai, portate un carrello per la spesa. È il mio compleanno. Io sul palco vorrei chiamare una persona importante per Luca, il suo manager. Francesco, vieni. In realtà È mio fratello. Il mio legale, il mio tutto. Sapeste quanti chiacchierate ci siamo fatti per telefono con Francesco, quanti altri ne faremo ancora, Sempre con piacere. Grazie. Anche a te vogliamo lasciare. È timido lui? No, non è timido, non è timido. È un altro musicista lui, Chissà che non uscirà anche lui con qualche album fra qualche. Vittorio sa tutto. Ma sì, anche non lo so. Come faccio a saperlo? Sì. E mi documento. Addirittura. Mi documento. C'è qualcosa dove posso documentarmi pure io? Sì, abbiamo il sito nostro, puoi documentare, ma poi basta che ci telefoniamo, parliamo. Io ogni volta che mi documento non trovo mai nulla. Ma tu telefoniamoci ogni tanto e vedrai come ci documentiamo vicendevolmente, ecco. Non ci dimentichiamo, anche Francesco nel ricordo di questa serata, perché loro abitano, lui a Roma, Francesco a Nola, a Saviano. Dunque, ringraziamo davvero di cuore Luca per essere stato da noi con la speranza di riaverlo. Grazie a voi.